tante cavallette, anzi sciame di cavallette hanno invaso una piramide, quindi giustamente tutti quanti hanno pensato, come tanti complottisti e tante persone, che sia una piaga d'Egitto, come dicono sempre, diciamo, i complottisti. Però ragazzi, questo non è successo, diciamo, in Egitto, ma è successo a Las Vegas. In effetti questa invasione di cavallette su una piramide che sta a Las Vegas, la famosa Luxor, come potete vedere da questa immagine, che è quella là vera, solo che questa non ha le cavallette intorno, ma la piramide è questa qui. Questa qui si trova a Las Vegas, si chiama Luxor, quindi la foto è vera, ma non ci stanno le cavallette intorno, diciamo. Quindi diciamo è una piramide di 30 piani ispirata all'antico Egitto, quindi tutte queste cavallette sono arrivate tutte quante lì, prese forse dall'umidità o non lo so, ma fatto sta che i meteorologi si pensavano che era una pioggia, invece era uno sciame di cavallette che si dirigeva verso questa famosa piramide, diciamo, questo, il Luxor, diciamo, che ha una forma di... Grazie Andrea, dopo vado a vedere. Quindi hanno spiegato che non c'è nessun pericolo, che le cavallette non portano malattie, non mordono, però probabilmente mangeranno sicuramente tutto quello che troveranno, diciamo, nei giardini dei residenti. Questa è l'unica cosa. L'esperto dice che forse sono state attratte da questo raggio che questa piramide emette, se fate caso da questo raggio blu, perché il Luxor è un hotel ragazzi, quindi partiamo che è a forma di piramide ma è un hotel, quindi in effetti immaginate tutti i turisti che stanno là dentro e fuori non possono aprire le finestre perché ci sta questa invasione di cavallette qui, quindi un casino proprio. Quindi forse dicono loro è dovuta a questa cosa di umidità, dicono la pioggia, diciamo, è stata molto intensa e quindi ci sono molte zone di verde lì a Las Vegas, e così questo sciame, forse non trovando da mangiare, si è recato a Las Vegas. Vedi, molti hanno pensato che fosse la piaga d'Egitto, ma non stiamo in Egitto, qua stiamo a Las Vegas. Difatti sui radar meteorologici sembrava che fossero piogge torrenziali, hanno detto loro, invece vedendo bene queste erano sciame proprio di cavallette, quindi una notizia alquanto strana però vera. Quindi già mi immagino i turisti di questo hotel che ha forma di piramide, che non possono uscire fuori perché ci stanno milioni di cavallette che comunque non fanno nulla, ma comunque a me farebbero schifo, non schifo, no, però paura, perché quello comunque non è che ce ne sta uno o due là fuori, tu apri e vedi che è proprio un'orda di cavallette, immagina che apri ed entra uno sciame dentro, quindi stanno cercando nel migliore dei modi di come mandarle via, anche se non credo sia possibile. Quindi ragazzi, ci sentiamo al prossimo video, ogni volta c'è sempre una cosa strana. Poi sicuramente molti penseranno questa è la piaga d'Egitto, non è la piaga d'Egitto. Secondo me non è nulla che ha a che fare con la piaga d'Egitto, secondo me è perché questi non avevano da mangiare e sono andati là. Questo è tutto il casino, quindi dicono questi qua dell'università del Nevada, questi, diciamo, questi che studiano le cavallette, che entro 48 ore se ne andranno, quindi dicono che è normale. Speriamo, non mi immagino già la persona là dentro, ma fanno fallire il Luxor. Vabbè ragazzi, ci sentiamo più tardi, se dovete andare a Lux portatevi qualche cosa perché sarà difficile entrare dentro per il momento. Ciao a tutti ragazzi e ci sentiamo alla prossima.